Dopo un periodo molto lungo in cui l'edilizia ha avuto agevolazioni di tutti i tipi per poter essere rilanciata dopo la crisi del 2008, stanno arrivando a conclusione tutta una serie di agevolazioni, tra cui la più importante è quella del 110, che finirà con l'anno e i condomini continueranno per tutto il 2003, però lo strumento sta andando ad esaurirsi. La Confregionata Imprese Veneto ha deciso di prevedere il futuro e capire quali possono essere strumenti e obiettivi che l'edilizia può avere e darsi, e chiedere chiaramente strumenti legislativi adeguati per poter continuare questo rilancio che è stato davvero importante negli ultimi 2 anni. Per questo ha dato incarico a Smartland di realizzare una mappatura di tutti gli immobili pubblici del Veneto, dividendoli tra utilizzati e non utilizzati, e su quelli utilizzati è andata a vedere se sono da abbattere, se devono essere ristrutturati, che destinazione uso hanno, tutto per poter aprire un dialogo tra le imprese edili del Veneto, la Regione Veneto e i comuni o comunque gli enti proprietari di queste strutture abbandonate nel Veneto, e rilanciarle per nuovi usi, per poterli demolire e recuperare territorio, oppure per metterli a patrimonio comune per iniziative di interesse comune. L'obiettivo viene dopo un'esperienza fatta 5 anni fa con la mappatura dei capannoni. Perché valutare gli edifici pubblici? I motivi sono molteplici. Arriviamo dopo il 2008 da una difficoltà economica per le imprese edili. Siamo arrivati ai giorni nostri dove le imprese e tutto il settore sistema casa sta lavorando moltissimo, purtroppo non si trova personale ma il lavoro c'è. La preoccupazione è che gli ecobonus stanno terminando e non si sa cosa avverrà domani. Dall'altro lato siamo convinti che il recupero, il risanamento di un tessuto urbano delle nostre città, dei nostri comuni sia importante quindi sia sotto l'aspetto economico, quindi trovare lavoro per le nostre aziende, sia sotto l'aspetto culturale ed etico di una società dove l'uso del suolo sia veramente compatibile con una qualità della vita migliore. Ecco che quindi valutare gli edifici che per la maggior parte sono di proprietà dei comuni o in ogni caso di enti pubblici sia motivo, e quindi sollecitarli affinché vengano o utilizzati qualora abbiano un valore storico-architettonico, oppure demoliti e recuperata quell'area per essere edificata, lasciando terreno ancora attorno alle nostre città ad area verde che continui a rimanere verde. Utilizziamo meglio i volumi che abbiamo e quindi gli edifici che abbiamo. Quindi si apre in qualche modo una stagione di confronto tra il sistema della Confraternionato e i comuni, che sono i principali attori, poi ci sono anche le ASL e le città metropolitane, però perché è da progettare assieme. Sì, è un rapporto tra associazioni di categoria, in questo caso Confartigianato, e la pubblica amministrazione. Noi da anni ci siamo avvicinato ai comuni principalmente, ma agli enti pubblici in genere. Penso che questo sia un'ulteriore volontà e sensibilità nel poter metterci anche noi a tavolino e dire troviamo delle soluzioni per una qualità migliore della vita e quindi dell'economia. Si è partiti da una banca dati nazionale di proprietà di un ministero, si è fatta una mappatura molto tecnica. I risultati principali quali sono? Allora, sicuramente la mappatura del patrimonio inutilizzato permette di mettere a disposizione, a conoscenza, le opportunità in termini di investimenti e rigenerazione. Quindi il primo elemento è la conoscenza di quello che in Veneto potrebbe essere riutilizzato, rigenerato e messo a disposizione per il territorio. Dall'altra la mappatura consente di relazionare meglio la domanda e l'offerta, quindi
quindi è vero che i comuni sono a conoscenza del loro patrimonio inutilizzato, ma oltre ai comuni fuori nessun altro li conosce, quindi lo strumento mette a confronto, consente di informare anche in base alle caratteristiche di ciascun immobile, quindi mettendo a disposizione epoca di costruzione, presenza di vincoli, destinazioni d'uso, e quindi di individuare il migliore intervento per quel determinato immobile in base anche alla localizzazione dell'immobile, quindi duplici aspetti che nell'insieme dovrebbero consentire l'attivazione di questo processo di rigenerazione. Stiamo parlando dell'8% dei 53.000 immobili pubblici del Veneto, quindi quasi 4.900 immobili che hanno un valore, o sia se si vengono demoliti sia se vengono ristrutturati. Il valore è tanto economico, dato dalla rigenerazione per l'appunto, ma anche l'attivazione di benefici ambientali e sociali. A livello economico si potrebbero attivare investimenti per oltre 1,7 miliardi che vanno dalla ristrutturazione alla demolizione e ricostruzione, alla rifunzionalizzazione, al restauro conservativo, quindi un insieme di interventi che andrebbero a ricoprire tutta la filiera delle costruzioni. Dall'altro i benefici sarebbero soprattutto e anche dal punto di vista ambientale, la parte ad esempio di patrimonio inutilizzato e inutilizzabile, privo di vincoli, datato, potrebbe essere oggetto di demolizione e rinaturalizzazione, quindi andando a restituire al territorio spazi rinaturalizzati, ma anche risparmi di CO2 grazie agli interventi di efficientamento energetico. E poi c'è tutto l'aspetto non di seconda importanza ma di primaria importanza, che è quello sociale, quindi andiamo a qualificare le città, i quartieri attraverso interventi di rigenerazione, quindi maggiore qualità urbana, sicurezza e poi spazi anche per restituire alla cittadinanza, alla comunità in base ai suoi bisogni.